meglio, sono decisamente in ripresa, diciamo che i giorni dei sintomi più forti sono passati. No, no, decisamente meglio. La vicepresidente della regione, nonché assessore ai trasporti Elisa De Berti, racconta la sua quarantena a causa del Covid. 15 giorni fa ha preso parte alla commissione infrastrutture, incontro avvenuto in videoconferenza con lei per tutte e tre le ore di durata della riunione, in ufficio solo un dirigente. L'indomani il funzionario ha comunicato all'assessore di avere la febbre alta e di essere risultato positivo al tampone. Io come prima cosa, senza saper né leggere né scrivere, ma più che altro imputandolo anche al tempo, passato in stanza, mi sono messa in isolamento a casa. La De Berti è rimasta chiusa in salotto, isolata dal resto della famiglia, per 10 giorni, 9 dei quali trascorsi senza alcun sintomo, poi un leggero mal di testa. Il 10° giorno dovevo fare il tampone per essere rimessa in libertà, invece son scoppiati tutti i sintomi, l'emicrania si è fatta più forte, è scoppiato il raffreddore, ho perso il gusto e, facevo un po' fatica a tirare il fiato. Il tampone a cui si è sottoposta ha dato esito positivo, ma con il passare dei giorni le sue condizioni di salute sono migliorate, solo il gusto deve ancora tornare. Ricostruendo queste ultime settimane, l'assessore ipotizza che il contagio sia avvenuto proprio durante quella riunione, nonostante fossero state adottate tutte le misure. Avevamo la mascherina, io ero da una parte della scrivania, lui dall'altra ed avevo la finestra aperta perché quando ho persone in ufficio tengo sempre la finestra aperta. Probabilmente, spiega la vicepresidente, il passaggio di alcune carte durante la commissione è stato fatale. Effettivamente le carte ce le passavamo per, leggerle durante la commissione infrastrutture per discutere. Ovviamente ce le passavamo con la tranquillità che nessuno sapeva che uno dei 2 era positivo.